presentiamo uno spettacolo che si chiama Visions, Visioni. È uno spettacolo di sand art, quindi con la sabbia, e di magia. I protagonisti della serata sono Beppe Brondino e Madame Zohrah, finalisti di Italians Got Talent. Ed ecco a voi, ve li presento subito, Beppe Brondino e Madame Zohrah. Eccoci. Ecco, di solito l'applauso è più forte, io lo rifaccio, stop la musica, Ed ecco a voi. Lo rifacciamo, vediamo se l'applauso parte spontaneamente più forte. 1, 2, 3, via, vai con la musica. Beppe Brondino e Madame Zohrah. Così ha più senso. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti qui a Novi Ligure. Ciao, vieni qua vicino a me. Vieni. Come va? Tutto bene? Voglio vedere se siamo ancora svegli a questo punto della serata. Ogni volta che il mio piede tocca per terra voi battete le mani. Mi sono spiegato? 1, 2, 3, via. Ecco, lo dico a quelli che hanno bevuto un po'. Secondo me non sono. 1, 2, 3, via. C'è ancora qualcuno che non ha capito. Via. Voglio sentire un applauso fortissimo. Come va? Tutto bene? Bene, ma Cosa succede questa sera? non lo so, io sul palco non ci salgo mai se posso, quindi Sei emozionato? ti lascio il palco a te. Anzi, io vorrei capire una cosa. Vorrei capirla con tutti voi. Prima il mago mi ha dato un foglio bianco che ora vi faccio vedere e mi ha detto di guardare che c'è qualcosa. Io non vedo nulla e ora ve lo faccio vedere. Visioni, vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Poi foglio è un eufemismo, cioè guardate qua, risparmio, È peggio di noi liguri. sì. Beh, però Buon lavoro, io vedo qualche cosa. Te ne vai già via così? Non vedo niente. E allora salutiamolo. Ciao Costanza. Ciao a Facciamo tutti, un applauso. a dopo. Costanza, cosa vedete attraverso questo foglio? Nulla. Secondo voi quanto può valere questo fogliettino di carta? Tantissimo. Infatti se io lo piego così quanti fogli di carta avrò? No, sempre uno piegato in 4. Se lo piego ancora così quanti ne avrò? Uno piegato in 8. E se piego ancora così a soffio quanti ne avrò? Uno piegato in 16. E se piego ancora così e il foglio di carta cambia di colore, cambia ancora e diventa 50 euro, allora sì che abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Visioni! Questo è quello che vedremo, questo è tutto dal vivo e quindi tutto quello che vedrete sarà disegnato assolutamente dal vivo. Noi siamo gli unici al mondo a disegnare a 4 mani, quindi disegneremo a 4 mani. Infatti qui con me c'è Madame Zohrah che vi chiedo di accogliere con un grande applauso. Vedrete che noi non utilizziamo una lavagna normale ma utilizziamo un monitor. Vedrete quindi anche degli effetti speciali durante questi disegni che noi andiamo a fare. E poi usiamo quello che si usa in Cina, in Giappone, che si chiamano i kabuki. Sono delle figurine di cartone che vengono usate per fare degli effetti. Noi usando tutte queste tecniche abbiamo fatto un'applicazione della sand art un po' più moderna e nuova. Il primo numero che vogliamo fare si chiama The Wonderful World, è dedicato alla madre terra, che ci ricorda anche un po' una donna in gravidanza per la sua tondità della terra, ed è pensate il primo degli elementi alchemici, proprio la terra. Noi abbiamo deciso di cominciare con la terra, il primo degli elementi alchemici, proprio perché disegniamo con la sabbia. E quindi a voi buona visione, The Wonderful World.
bellezza antica, gentile, romantica. Se ne vanno in barchetta sardine felici coi bei studentini. Turin, ma che bella Turin! E progettano già gli inventori i primi motori d'un grande destino. Turin, ma che cara Turin! Il De Amicis che nasce in quei dì per la gioia del grande e vicino. Che mai? Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
dicevano i signori, non andate via perché è un numero particolare, ci tenevo a presentare nuovi. Prima di arrivare qui da voi mi sono fermato un attimo all'edicolo della stazione, ho comprato un libro e adesso volevo tentare un esperimento con questo libro, quindi io lo darei, chi vuole aprirlo questo libro? Chi vuole tenere? No, a un adulto, diamolo ad un adulto. C'è qualcuno che vuole tenere, non possiamo giocare solo con la famiglia di Veronica, ecco, vuole tenerlo lei, vuole signora tenerlo lei o lo passi dietro o lo apre a lei. Allora, attenzione, la persona, ecco, allora la persona, uno di voi prende il libro, adesso dovreste aprirlo ad una pagina che volete voi, a caso, e comunicarmi telepaticamente qualcosa dalla pagina. Chi ha preso il libro? Allora, lei ha preso il libro, si può mettere lì così riesco a vederla con queste luci, si metta pure lì, si metta lì, cosa che tutti la vedano. Allora, apre il libro dove vuole, ha aperto il libro, allora adesso lei, come si chiama lei? Qual è? Aldo? Giorgio, attenzione Giorgio, signor Giorgio, apra il libro dove è voluto, adesso guardi se in quella pagina ci sia un sostantivo, un nome, se Verone volete aiutare a cercare un sostantivo, magari lungo, però di molte lettere, così è più difficile, una parola molto lunga che sia un sostantivo, quindi non un verbo, non un aggettivo, ma un sostantivo. Ha trovato? Quindi una parola che è preceduta da un articolo che sia un sostantivo, sì? Allora controllate un sostantivo, è lungo il nome, lungo? Così è più difficile. Bene, allora volevo farvi capire cosa significa la telepatia, la difficoltà di leggere il pensiero di una persona. Lei ha scelto a caso, ha scelto una parola a caso, allora adesso cercate tutti insieme, è un'esperienza che faccio insieme a voi, cercate tutti insieme di pensare alla prima lettera di questo nome che il signor Giorgio ha scelto. Allora pensate una lettera, vediamo se c'è qualche telepatico tra il pubblico. Avete pensato tutti? Allora dica la prima lettera soltanto. La prima lettera. La D di Venezia? Allora, alzi la mano che ha pensato alla D di Venezia per la prima lettera. Anch'io perché sono telepatico. Siamo in 4, quindi il pubblico di Novilingua ha visto poche persone, quindi è veramente difficile. Adesso però, io che sono diciamo più telepatico, cercherò di indovinare completamente il nome. Allora, signor Giorgio, lei adesso deve pensare ad una situazione in cui questo nome potrebbe essere inserito. Io ho bisogno di ricevere da lei, come messaggio telepatico, un'ambientazione, una situazione, d'accordo? È in grado di fare questo, sì? Allora, signor Giorgio, mi trasmetta delle immagini associate a quel nome lì. Ecco, vi giungono delle immagini da parte del signor Giorgio. Io qui vedo una situazione di estrema calura, mi è apparso il deserto molto caldo, adesso vedo una sorta di, vedo delle pale, dico bene? Vedo delle pale, vedo una situazione di, vedo come un vortice, un tourbillon. Si concentra su tutto il nome, signor Giorgio. La parola che lei sta pensando è per caso ventilatore? Ventilatore, non fa perdere il pubblico. Grazie. Bene, allora adesso avrei bisogno, ecco, meritavo questo numero, la vostra presenza, bene, arrivederci Veronica, ciao Sara, e allora adesso avrei bisogno di un anello da parte di una mamma, di un anello d'oro, di una fede, perché tenteremo l'esperimento con un anello. No, c'è una mamma signora lei con un anello, non abbia paura, sì, me lo dia, non ha un anello, è un
uscita senza un anello stasera. C'è una persona, lei è una mamma coniugata, avrà un anello, una fede nuziale, ce l'ha. La dia a suo marito e la porti qui. C'è un'altra persona, non è che possa un attimo, sono un mago professionista, non abbiate paura, avrei bisogno di un anello d'oro per l'esperimento. Allora possiamo prendere un signore, diamo il suo anello un attimo, non abbia paura. Cioè, non di un bambino o di una bambina, di un genitore, non possiamo prendere gli anelli dei bambini. Allora lei non ce l'ha l'anello, bene, allora lo dia a una persona di sua fiducia, a chi potrebbe darlo? Che venga un po' sul palco, lo dia alla signora, venga a tenere lei che gira senza anelli almeno, ecco, volete aiutare la signora a salire su questo palcoscenico? Issatela, portatela su di peso, non c'è nessuna scaletta signora, qualcuno l'aiuterà. Bene, mentre aspettiamo, se qualcuno vuole bere un caffè, fumare una sigaretta, mentre aspettiamo la signora che salga qui, vediamo, speriamo, oh, ce l'abbiamo fatto un applauso fortissimo alla signora, venga signora. Molto bene, ha visto quanti amici a Piano di Ligure, come si chiama lei? Mirella, e lei ha l'anello della signora? Come si chiama la signora? Antonella, Mirella Antonella. Allora signora Mirella, mi dia l'anello perché sarà la signora Mirella a tenere l'anello di Antonella. Ecco signora, lo tenga stretto con tutte e due le dita, così, con tutte entrambe le mani, si gira verso il pubblico, tenga stretto l'anello di Antonella e da questo momento sarà lei la responsabile dell'anello, d'accordo? Io adesso vado a prendere, bambini, un sacchettino che darò ad un'altra persona da tenere, quindi vuole, scusi, scegliere lei, scelga una persona che venga qui a tenere un sacchettino, io vado a prendere un sacchetto, oppure scelga lei signora, però ecco, non lasci l'anello, indichi, ecco, dica il nome. Ecco il sacchettino, venga signora Anna, salti, voli, nella magia tutto è possibile, tenga, l'aiuto io, riesce a mettere un piede, benissimo, tenga il sacchettino, bene, bambini attenzione, signora Mirella, ce l'ha ancora l'anello di Antonella? Lo tenga, lo dica perché ci sta guardando con grande ansia, è tutto saldamente nelle mani di Mirella, tutto pronto per la magia dell'anello d'oro della signora Antonella, tutto pronto, attenzione, prendo la bacchetta magica. Eccomi con la bacchetta magica, signora si metta un po' più sulla destra e lei un po' più sulla sinistra, chiedo alla signora Mirella, ancora l'anello di Antonella? Sì, si tranquillizzi signora Antonella, è tutto nelle mani di Mirella. Allora possiamo salire con la musica, al momento lei tenga il sacchettino con tutte e due le mani. Bambini, di che colore è la mia giacca? Rossa? Si isoli, non pensi a nulla, il vuoto, pensi solo all'anello, attenzione. Fermiamo la musica! Signora, io volevo solo far vedere questo quadrato magico alla sua amica Antonella. No, dov'è l'anello? No, signora, adesso. Magari l'aveva. Avete visto, bambini, se per caso l'anello è caduto giù? Solo che con la musica non si sentiva, vero? Il rumore l'amica ha nascosto per farle uno scherzo. Io sono costernato, non era mai successo così di perdere un anello d'oro. Sentite, facciamo una cosa bambini, cerchiamo di distrarre Antonella con un'altra magia così non pensa più al suo anello, poi non è che valesse un granché quell'anello, andiamo avanti con la magia e facciamo la magia della pallina rossa che ho qui. Ecco qui bambini.
il coniglietto, grazie. Allora, cercavo la pallina rossa, eccola qui. Guardate bene, spalancate gli occhi e cerchiamo di andare avanti con lo spettacolo. Una pallina rossa, io la metto qui. Dov'è la pallina? E adesso in modo invisibile la faccio andare qui. Guardate, Amstram, Gram, via! Oh, ha visto signora? È qui. Avete visto tutti? E adesso in modo invisibile il ritorno, via! Oh, guardate se non ci credete, è andata via da qui ed è ritornata. Avete visto? Andata e ritorno. Ha visto anche lei signora? Come? Ma scusate, ci sono alcuni bambini qui nella mia ala, qui nell'ala sinistra, che pensano che queste cose non siano veramente magiche. Allora io voglio ripetere la magia e dimostrarvi che non sono un mago imbroglione. Tutto come prima, guardate bene, spalancate gli occhi, la pallina rossa la metto nella mia mano sinistra e in modo invisibile la faccio andare qui. Stram, gram, via. Oh, eccola qui, passata. Volete che ritorni questa mano? Quale mano devo aprire? Ma qui vi ricordo che adesso c'è la pallina, bambini. Volete che ritorni questa mano? Come no? Scusate, dopo che la pallina è andata qui, volete che ritorni? Ma non volete doppia magia? Andata e ritorno? Scusate bambini di Novi, quale mano dovrei aprire? Proprio la mano dove c'è la pallina. Ma se è qui la pallina, non volete che torni di nuovo? E va bene, la signora, questi bambini di Novi mangiano troppo cioccolato, si vede. E va bene, e allora d'accordo, la pallina era qui, è andata qui, ma voi quando andate, non so, a Torino, non tornate a Novi. No, rimanete per sempre lì? E va bene, d'accordo bambini, la pallina era qui, è andata qui, voi non volete che torni, e allora guardate, non c'è più qui, guardate, perché la pallina è andata qui. Andata e ritorno, ma voi non mi permettete il ritorno. Bene, io mi auguro, signora metto via, chiedo alla signora Mirella, Antonella sta ancora pensando all'anello, no? Non mi dica, sì? Scusate, volevo darvi questa brutta notizia, ci sta ancora pensando, nonostante il gioco della pallina visibile e invisibile. Allora volete che ritroviamo l'anello con la magia? Sì. E allora guardate, io do alla signora Mirella l'anello invisibile, lo tenga di forte invisibile, rimanga ferma, tutto pronto, e ho portato una ligure, una scatola piena di polvere magica. E con questa scatola piena di polvere magica cercheremo di ritrovare l'anello. Guardate quanta polvere. Vedete quanta polvere? Si vede signora? E con questa scatola piena troveremo l'anello. Mi avvicino all'anello invisibile. E l'anello comincia a volare nel cielo di Novi Ligure. Ecco che sta facendo dei voli come un gabbiano questo anello, adesso era giù vicino a quella fiore attratto dalla luce, ma ritorna. Ha sentito qualcosa? Si mette qui al centro, pesa di più il sacchettino? Sì, perché dentro adesso abbiamo l'anello di Antonella. Sciolga il nodo, metta la mano delicatamente e restituisca l'anello alla signora Antonella. Metta delicatamente, le può protendere la mano, non c'è? Ah scusate, c'è un altro sacchetto, scusate, no, tolga tutto, un piccolo disguido, l'anello è nel secondo sacchetto, scusatemi. Sciolga pure con fiducia e restituisca l'anello ad Antonella. Metta la mano, le dita, prenda l'anello, ecco. Cosa c'è signora? Dia l'anello ad Antonella. No. Un altro sacchetto signora. Scusate, l'anello è nel terzo sacchetto. Eccolo qui, eccolo, guardate, prenda delicatamente, mi raccomando, e lo dia alla signora Antonella. Un
attimo, ma cosa sta succedendo? Scusi, ma non so cosa devo... Ecco, sciolga il lodo, lo prendo questo benedetto anello, un altro sacchetto, eccolo, finalmente è qui, è qui. Quanta sofferenza sul volto di Antonello intanto. Lo dia o un altro, signore. Allora, sciolga il lodo, finalmente arriva. La signora sente che c'è, lo prende e glielo dia. Diamo l'anello alla sua legittima. Un altro sacchetto. Allora, diciamo tutti insieme la formula magica, tutti insieme. Gra. C'è qualcosa? Con la parola magica? Signora? Sì! Quanta parola! Grazie! Un applauso alle due signore! Grazie! Quanta paura! Io ho portato qui con me una medium. Sapete cos'è una medium? Voi sapete cos'è una medium? Ecco, quel signore sta dicendo sì, lo so, è la seconda di 3 sorelle, la più piccola small, poi c'è la medium, poi c'è l'XL. No, lei è una vera medium, è una sensitiva, è una vera sensitiva. Pensate che nel 2013 ha partecipato in Italia's Got Talent, arrivando in finale proprio con il numero che vi faremo vedere questa sera. A dire il vero, si è anche montata un po' la testa, devo dirti la verità. Un giorno eravamo in un teatro, c'erano 200 persone, dico 200 persone sedute, lei arriva davanti al palcoscenico qua, proprio al centro del palcoscenico, alza le mani al cielo e dice signore e signori, in piedi. Che tu ci creda o no, 200 persone si sono alzate tutte quante contemporaneamente in piedi. Poi ha fatto questo gesto e ha detto signore e signori, seduti. Che tu ci creda o no, 200 persone si sono sedute tutte quante contemporaneamente. Poi non si inciampa nel filo del microfono, gli è scappato merda. Lasciamo perdere, è successo un casino in quel teatro, ma voglio che voi l'accogliate con un grande, calorosissimo applauso, lei e Madame Zoran. Ecco qua Madame Zoran. Grazie Costanza. Prima di cominciare la terza parte abbiamo promesso al vostro sindaco Rocchino, che è qua tra di voi, e vi chiedo di fare un grosso applauso al sindaco che ha anche aiutato nell'organizzazione, un applauso fortissimo, se lo merita, eccolo qua. Vediamo un po' se riusciamo a farlo salire. Non voleva venire a fare un discorso, poi ho insistito e ho detto ci faccia questo discorso di 1 ora e mezza, no scherzo sindaco, facciamogli ancora un applauso, grazie al sindaco. Ho dovuto insistere per farlo salire, ve lo giuro. Intanto vorrei fare i complimenti a loro che stanno facendo uno spettacolo bellissimo. Grazie mille. Io ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questi venerdì di luglio, ringraziare voi che siete qui e invitarvi naturalmente per il prossimo venerdì di luglio, e poi c'è la grande fiera d'agosto con i fuochi d'artificio la sera del 4 agosto e poi il 5 agosto che è la Madonna della Neve, la festa della Madonna della Neve, con la tradizionale processione, lo spettacolo alla sera, e c'è la notte bianca il 4 agosto dopo i fuochi d'artificio e la grande fiera d'agosto. Quindi grazie per essere qui, ritornate a Novi e ci rivedremo il prossimo venerdì. Buona serata a tutti e di nuovo complimenti. Grazie ancora, grazie mille. Lascio il microfono a Madame Zoran perché è l'unica medium a fare quello che state per vedere. Lei sarà bendata fino alla fine dell'esperimento, sarà sempre voltata di schiena rispetto a voi, io sarò in mezzo a voi e lei cercherà di leggere nel vostro pensiero. Ho portato qui con me 52 carte da gioco, queste sono carte da poker, ve le faccio vedere. Riuscite a vederle queste carte? Ora voi penserete ad una di queste carte e poi cercherete di trasmetterla alla maga, ma io sarò tra di voi, non sarò sul palcoscenico, quindi non ci sarà nessun contatto tra me e la maga. Questo numero l'abbiamo chiamato il rapporto. La maga cercherà di entrare in rapporto con voi, quindi sono 4 di voi, eccomi qua. Le vedete le carte da gioco? Si riescono a vedere?
Sì? Allora farò toccare una di queste carte a qualcuno di voi. Alla signora, come si chiama signora? Daniela, venga un po' più vicino a me. Vuole cambiare nome Daniela? Le piace Daniela? Sono un mago, posso cambiare il nome. Daniela, tocchi una di queste carte. Cosa che le vuole? Ora ricordi la carta che ha toccato e chieda alla maga cosa vede. Io direi che carta ha scelto questa persona, che è una carta rossa, è un numero questa carta, è un numero pari, è un 6 di cuori. Esattamente il 6 di cuori. Voi potreste pensare che Daniela era d'accordo con la maga, oppure che la maga abbia avuto un gran culo, come dico io. Lo rifarò più difficile, giochiamo con questo signore qua. Com'è il suo nome? Franco. Allora Franco, facciamo una cosa diversa. Franco penserà di lui, conosce le carte da gioco, Franco? Pensi ad una carta da gioco, ma io non gliele faccio vedere. La sta pensando? Quando vede la carta che sta pensando la tocchi, io le faccio correre tutte quante, sicuramente vedrà anche la sua, quindi vedrà la sua carta, quando la vede la prego di toccare la carta che lei sta pensando. Questa? No, devo andare avanti? Non è ancora questa, andiamo ancora avanti, ma sicuro che c'è anche la carta che lei sta pensando, perché ci sono tutte quante, quindi c'è anche la carta che Franco ha nella sua mente. Ok, quando vede la sua carta io mi fermo. Sicuramente o è già passata perché siamo alla fine del mazzo, torniamo. Lei non pensi nient'altro, è solo la carta che è nella sua mente, Franco. Vado avanti fino alla fine. Mi raccomando, tocchi la carta che lei ha nella sua mente. Va bene, chiede alla maga cosa vede. Sempre una carta rossa, non è una figura, è una carta rossa di quadri, è un asso di quadri. Esattamente l'asso di quadri. Ora vi ricordo che la maga è girata di schiena sul palcoscenico e non ha nessun contatto con voi, ma cerca di mettersi in contatto telepatico con voi. Potreste pensare che in qualche modo io possa comunicare la carta, visto che l'ho vista, magari con un attrezzo elettronico. Giochiamo con qualcun altro, con questo signore. Possiamo giocare insieme? Lei veste Calvin Klein e mi può capire bene, venga vicino a me. È un uomo di classe, mi piace dire. Com'è il suo nome? Cristian, lei sceglierà una carta di dorso. La prego di non guardare la carta, così nessuno può pensare che Cristian possa suggerire con qualche apparecchiatura elettronica la carta alla maga. La prego di non far vedere la carta a me, così nessuno può pensare che io possa trasmettere la carta alla maga. È lei che deve pensare alla carta che lei ha toccato. Prende una carta senza guardarla. Di dorso. Può ancora cambiarla, signore, Non la guardi. Non guardi assolutamente quella carta. Si concentri su questa carta e chieda alla maga cosa vede. Questa volta percepisco una carta nera, vedo del rosso in questa carta, potrebbe essere una figura, una carta nera di fiori, un re di fiori. Si fermi? Lei ha visto la carta? Io ho visto la carta? Solo la maga ha visto la carta che lei ha in mano, solo in questo momento. Alzi la carta e controlli se c'è un re di fiori. La medium è Madonna che l'asso palcoscenico è l'unica medium in Italia a fare quello che state per vedere. Le medium alcune volte vengono convocate dalla polizia quando c'è una persona dispersa, ne avrete sentito parlare in TV. Lei vi farà vedere in modo teatrale cosa succede. Prendete un vostro oggetto personale, che sia personale, è solo un gioco, quindi prendete un vostro oggetto personale. Forse non succede mica niente, un oggetto che sia personale. Mi raccomando, deve essere vostro personale. Ce l'ha la signora? Ce l'ha la signora? Ora si volti verso la maga e chieda cosa vede. Questa signora ha preso un oggetto, potrebbe essere un oggetto che io sento caldo, potrebbe essere tipo un accendino. Faccio vedere signora cosa in mano, esattamente un accendino. Madame Farah. Grazie, e becca Brondino. Grazie. Ma questo è un fuori programma. In realtà noi questa sera siamo
non abbiano emozioni. Io ne ho e come se ne ho. Uffa che barba, voglio uscire da questa bolla. stati creati uguali. È l'uguaglianza che crea l'umanità. Come al solito tra 15 minuti e quindi puntuali qui tra 15 minuti. Ciao Novi, ci vediamo dopo, ciao a tutti. Bello, allora guarda, lo mettiamo tutto nella mia mano, mi aiuti Federica a metterlo tutto nella mia mano? Brava, attenzione.
guarda cosa succede adesso, guarda. Soffia, perché qua c'è una magia che si sta facendo, attenzione, guarda, tu hai messo, che cosa hai messo qua dentro? Un nastrino tutto colorato, attenzione, perché il nastrino colorato si è trasformato in un fiore tutto colorato. Ecco, tieni, ecco. Ti piace? Ciao. Alessia, no, non ti chiamo. Elisabetta, sempre come prima, non hai cambiato. Ti chiami Vittoria ed è tua sorella. E tu Sofia, ma io adesso vedo se ho ancora dei nastrini, perché devo trovare dei nastrini colorati per fare i fiori, aspettate, guardo se ho dei nastrini colorati, perché senza il nastrino colorato non si fa il fiore. Ah sì, che uno c'è ancora, eccolo qua. Stai giù però, stai giù. Aspetta, prima lei, poi lo facciamo anche. Attenzione. Devo trovare una. Ma tu sei un maschio, Sono vicino all'altoparlante, lui fischia, si arrabbia, Attenzione, guarda. Mi aiuti a metterlo? Aiutami a metterlo qua dentro. Va bene? Ok, allora. Prenda questa carta, la prima sotto, la guardi, poi la mette nella busta, La guardi, poi la mette nella busta. La signora numero 2, ecco la busta, aspetta, questa deve fermarsi la sera, prenda questa carta, non me la faccio, però la guardi, guardate, Picche queste, No, denari. Ecco, vedete, ogni mago ha i suoi sistemi per trovare la casa. Ognuno ha il suo sistema. Io ho il mio sistema. Utilizzo un giornale e foglie di un giornale. La signora con la busta numero 1, si avvicini, mi dia un contatto, intanto pensi alla carta che ha messo nella busta. Con il mio dito, un contatto, il mio dito, tocca il mio dito, pensa alla carta che hai messo nella busta. Guardami negli occhi. Io penso di aver capito la carta che tu hai. Questo è un esperimento di telecinesi, telepatia, la lettura del pensiero, la trasmissione del pensiero. Ti dice qualcosa questo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possiamo vedere la carta che hai messo nella busta? Grazie. La busta numero 2. Pensa intensamente alla carta che hai messo nella busta. Come ti chiami? Roberto. Fantastico Roberto. Credo di aver capito la carta che tu hai messo.
Roberto, ti dice qualcosa questo? Vuoi farci vedere la carta che hai nella busta? La busta. Mirella, pensa inconsciamente alla carta che hai messo nella busta. Eli, sto andando tutti. Senza la Bibbia. Dice qualcosa Mirella questa? Vuoi farci vedere? Dice che chiamate, non vuole togliere? Vuole fare un gioco con me? Vuole fare un gioco con me? Allora, venga. Vai Melina! Lo fa salire, Lo fa salire. Opla! Ecco, perfetto. Signora, spostatevi su. Signora, si accomodi qua. Come si chiama? Anna. Anna, faremo un gioco con l'orologio di Anna. Anna, ci tieni a questo orologio? Ci tieni tanto, poco? Ci tieni tanto? È anche filmato, Visto? È un regalo? Visto? Ikea ci scrive. Guarda, i maghi sono tremendi, guarda. Facciamo una cosa allora. Anna! Un fazzoletto, va bene qualsiasi tinta purché sia nero. Vuole controllarlo Anna? Vedo che si fida, non c'è nessun problema. Ok, allora Anna scelga due di questi marmocchetti. Lei? Sì, lei, vieni, ce la fai a salire? Poi questa, ce la fai a salire anche tu? Come ti chiami? Sofia, e tu? Come prima. Allora, Federica e Sofia. Allora, sì, una qua così e l'altra lì così. Allora, adesso metteremo, guardate l'orologio, perché voi dovrete fare da testimone. Guardatelo bene, Allora, tienilo in mano un attimino, che sposto questa mercanzia qua. Allora, adesso metteremo l'orologio, lo metteremo qua dentro, così. Ti rispondo, figlio. Dammi una mano. Ah, questa qua. Ok, ecco dai, e l'altra mano. Allora, un po' come la neve. tieni questo. Oh santa Anna, io avevo preparato qua due regali per lei, uno e uno due. Allora, uno e due, questi qua sono due regali. Allora, attenzione, fai così con la mano. C'è l'orologio? Vuoi sentire anche tu? C'è l'orologio? C'è l'orologio? Hai sentito? Ok. C'è l'orologio. Anna, vuole alzarsi un attimino per cortesia? Ecco, adesso si segga di nuovo e per lei, così non si impressiona tanto. Allora.
2, 3. Va bene, ok. Anna può alzarsi, anzi perché Anna, noi i colpi, passa di là, i colpi li hanno dati qua, così, e qua non hanno battuto solo loro, ma Anna, Povera cognata. è ancora vivo, è ancora vivo, dice ciao 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 ciao. Non si impressioni Anna, guardi, io sono senza orologio, si vive bene, sa, senza orologio, si è fuori dal tempo, sa come dicono in Africa, noi abbiamo l'orologio, abbiamo le ore, no? Loro invece hanno il tempo.